E quanta gente ci sta? Buonasera a tutti e bentornati a Liberamente, variazioni e scorribande qui su Radio Libertà. Allora niente, Francesca Albanese non ci vuole stare. È disperata e c'è da capirla, perché proprio adesso che se la stava giocando con Landini per la palma di guru del baracconesco fronte pro palle in cui si è trasformata la sinistra nostrana, e peraltro era andata in vantaggio l'Albanese dai bookmakers. Proprio in questo momento che si spalancavano ospitate televisive quotidiane, libri, interviste, applausi, appunto delle anime belle pro palle sparse, proprio adesso quell'orco, quel puzzone, quel bieco reazionario di Donald Trump le ha apparecchiato la pace in Medio Oriente, firmata da Hamas addirittura, cioè dal segmento più fondamentalista antisemita del cosmo palestinese, e festeggiata in strada dai civili anche palestinesi, ma ci arriveremo. Appena è stato annunciato il piano di pace, già subito l'albanese lo aveva stroncato, era certa del suo fallimento, insomma, perché c'era comunque una carriera da costruire, la sua, accidenti. E infatti aveva detto, nel caso di martedì, senza un enorme contraddittorio, diciamo, non è un progetto di pace, si sostituirebbe l'occupazione israeliana con l'occupazione israelo-statunitense. Ora, non so se è al corrente la dottoressa Albanese che il piano di pace prevede la partecipazione e il coinvolgimento di un vastissimo fronte arabo-musulmano, soprattutto parlando della ricostruzione effettiva di Gaza. L'ha detto oggi il vicepresidente Vance: gli attori che investiranno di più saranno le petromonarchie sunnite del Golfo, altro che occupazione israelo-statunitense, cioè l'Arabia Saudita è il paese che custodisce i luoghi sacri dell'Islam, per capirci. Ma veniamo poi alla deriva più espressamente dadaista della dottoressa Albanese, che è andata in scena ieri sera durante un servizio di Quarta Repubblica, l'inviata del programma di Nicola Porro ha raggiunto la dottoressa Albanese alla marcia della pace di Assisi, cioè quella marcia che sostanzialmente, detto con grande rispetto, invocava quello che Trump già aveva messo a terra e stava firmando a Sharm el Sheikh con tutti i numerosissimi e eterogenei soggetti in causa. In ogni caso l'inviata di Quarta Repubblica avvicina la guru e le chiede: che effetto le fanno in questi giorni le immagini dei Gazawi in festa? Dei palestinesi, dei sopravvissuti al genocidio in festa? Corregge subito lei, perché bisogna andare avanti a pronunciare a oltranza la parola genocidio a prescindere da qualunque slittamento della realtà. Qui, come è noto, contestavamo anche prima l'espressione, c'era purtroppo anche un orrendo massacro di civili palestinesi da addebitare anzitutto al loro utilizzo da parte di Hamas. Ma comunque, fatta questa ormai rituale precisazione, ecco la genialata dell'albanese, riferita appunto ai festeggiamenti dei Gazawi nelle strade, festeggiamenti di massa, all'annuncio sì della pace trampiana. L'albanese dice: non è festa, è fatica che si scarica. È meraviglioso, non è festa, è fatica che si scarica. Questa è effettivamente una genialata, si fa fatica a commentare, cioè giustamente coloro che sono in cima alle sue preoccupazioni, cioè i Gazawi devastati da una guerra, secondo noi per responsabilità di Hamas, festeggiano la fine oggettiva di questa guerra, quindi lei dovrebbe essere lì con loro a festeggiare, ad abbracciarli. Lei dice che non è festa, è fatica che si scarica. Cioè, non so, come dopo una corsa eccessiva, uno sforzo fisico, un attimo di decompressione, di rilassamento, non è festa, è fatica che si scarica. Capite che non ce la fanno proprio, loro rifiutano mentalmente il fatto che Donald Trump abbia realizzato con gli strumenti della realtà, quindi anche la forza, anche le leve pressorie commerciali, il deal, lo schema del deal, abbia realizzato quella pace che nella retorica era la garanzia delle loro carriere. Non ci vogliono stare.
Grazie a tutti, a domattina. Tra un manifesto e lo specchio. Lo specchio. Sempre più liberi con la tua radio è